Mio signor fratello, appresi con piacere che Vostra Maestà ha aderito all'armistizio ed ai preliminari di pace firmati tra Prussia ed Austria. È dunque probabile che una nuova era di tranquillità si aprirà per l'Europa. Vostra Maestà sa che io ho accettato l'offerta del Veneto per preservarlo da ogni devastazione e prevenire un'inutile effusione di sangue. Il mio intento fu sempre di renderlo a se stesso. Padrone del suo destino, il Veneto potrà esprimere la sua volontà col suffragio universale. Garibaldi è raggiunto dall'ordine di ripiegare. Vecchio e ferito, risponde al comando supremo con il famoso obbedisco, scritto su un telegramma spedito da Bezzecca il 10 agosto. A ricordo di tali fatti guerreschi c'è rimasta una canzone trentina che fa così. Quepel de Garibaldi, gli faremo dei tamburi. Tiroesi, ste sicuri, Garibaldi non ven più. Al comando della Marina Militare, i primi di maggio 1866, il ministro della Marina Diego Angioletti aveva designato l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, che davanti ai problemi della flotta considerò l'idea di dimettersi. Persano era originario del Vercellese, della provincia di Vercelli, che è la provincia proprio accanto a quella di Novara dove io vivo. Lì l'acqua più profonda è 1,5 palmi delle risaie e infatti lui non sapeva nuotare. Quando era sulla nave si faceva affiancare sempre da 2 marinai che le cronache precisano dovevano essere robusti, perché se per caso lui cascava in acqua ce ne voleva 2, quello che lo aiutava ed eventualmente una riserva per salvarlo. Ora, che un ammiraglio possa essere ammiraglio senza conoscere sufficientemente l'acqua è paradossale, ma è ancora più paradossale perché la sua esperienza di gioventù l'ha consentito di mettere a repentaglio per 2 volte la vita del re d'Italia, quando ancora era soltanto principe. Erano in Liguria, facevano diciamo una scampagnata per mare e riesce a fare naufragare lo yacht, diciamo una barca da diporto, sulla quale però c'era il re e devono salvarlo. In un'altra occasione c'era il re, questa volta era il re, con tutti e 2 i figli, ed era sulla costa diciamo della Maddalena in Sardegna, voleva fargli risparmiare un'ora di viaggio e ha tagliato, ha preso uno scoglio, per cui sono dovuti arrivare in fretta e furia a salvarli. La sua difesa poi è stata quella che lo scoglio non doveva essere lì. Vi ricordate cosa ha detto Schettino? Dice: ho battuto sullo scoglio, ma non doveva essere lì. Ora Schettino adesso avrà probabilmente i suoi guai, Persano invece no. Hanno accolto la sua difesa che lo scoglio doveva stare dall'altra parte, che era colpa dello scoglio e non sua. Dopodiché lui diventa ammiraglio perché firma la nomina a se stesso. Nel momento in cui lui faceva parte del Ministero della Marina, convince il ministro che lui è la persona più indicata ad assumere il ruolo di numero 1 della Marina. Il ministro alla fine si convince e lui firma per se stesso la nomina di ammiraglio con i risultati che si vedono. Le sue campagne militari consistono nell'arrivare con le navi a bombardare Ancona, che era praticamente già resa, a bombardare Gaeta, che era praticamente già resa, ma in questi suoi movimenti riesce anche a meritarsi l'accusa di vigliacco che gli attribuisce Cialdini, perché le navi stavano sempre sufficientemente indietro in modo tale da non essere colpite, ma quindi anche nello sparare inutilmente, perché se non eri colpito neanche colpivi. Lui è ancora più indietro delle navi che già stavano indietro, tant'è vero che i risultati poi fisicamente non ne porta. Il neocostituito Regno d'Italia aveva formato la marina quasi da zero, dovendo fondere comandi ed equipaggi eterogenei provenienti da zone della Liguria, della Sicilia, del Napoletano. Per l'arretratezza dell'industria navale italiana aveva inoltre commissionato navi moderne a cantieri statunitensi, francesi e inglesi. La più ristretta flotta austriaca era però uscita dai propri cantieri a Pola, Fasana, Trieste, Muggia e Venezia, plasmata dall'esperienza sul campo e con uniformità di materiali. L'istruzione nautica era impartita nella scuola navale di Venezia. I comandanti erano compatti, gli equipaggi erano stati ben addestrati nella baia di Lussino. L'arsenale era a Pola.
Comandava la flotta austriaca l'esperto Wilhelm von Tegethoff, già alla testa dei combattimenti navali contro i danesi nel 1864. L'ammiraglio von Tegethoff nacque a Maribor, nell'attuale Slovenia, nel 1827. A 13 anni, nel 1840, lo troviamo qui, nella nostra capitale, come cadetto di marina nel collegio che era situato all'ex convento di Sant'Anna. Dopo qualche anno, ancora giovanissimo, è il trionfatore della battaglia navale di Helgoland nel mare di Nord, dove dimostra capacità di manovra, dove dimostra anche una certa dose di spregiudicatezza, che poi diventeranno fondamentali nella battaglia di Lissa. Nella battaglia di Lissa von Tegethoff riesce a stravolgere l'equilibrio della battaglia, perché la superiorità della marina tricolore era schiacciante, sia per i mezzi che per gli uomini. Ricordiamo che l'ammiraglio Persano, comandante in capo della marina tricolore, disse all'arrivo delle navi austriache: stanno arrivando i pescatori. Il 20 giugno 1866 si insediò il secondo governo Ricasoli con il nuovo ministro della Marina Agostino De Pretis, il quale sollecitò Persano a muovere le navi da Taranto. All'alba del 27 giugno 1866 fu avvistata una squadra nemica in avvicinamento. Persano fece uscire dal porto di Ancona 9 corazzate per inseguire le navi asburgiche, le quali si dileguarono. Dopodiché decise di procrastinare l'attacco. Il ministro della Marina De Pretis approvò. In una lettera del 4 luglio 1866 esortò Persano ad una vigile difensiva, in accordo con il primo ministro Ricasoli, propenso a non impegnare la flotta che con la sicurezza della vittoria. Saputo della vittoria prussiana a Sadovà, che metteva il governo italiano nell'urgenza di evitare che le Venezie fossero date alla Francia, la situazione si capovolse. Il 6 luglio 1866 il ministro della Marina De Pretis emanò nuovi ordini. Tenersi più che mai all'idea di combattere e di ricercare la flotta austriaca e di attaccarla. Il 7 luglio De Pretis ordinava di attaccare la costa vicina a Trieste per rompere la linea del telegrafo e il collegamento ferroviario tra Vienna e Venezia. Persano fece a modo suo. Dal 9 al 15 luglio scorazzò senza attaccare vicino alle coste dalmate. Così gli venne l'idea dell'attacco a Lissa. Quest'isola gli doveva sembrare un obiettivo alla sua portata. Il consiglio di guerra, tenuto a Ferrara il 14 luglio 1866, ingiunse all'ammiraglio Persano di agire, pena la destituzione. Persano disponeva di navi costose, ma aveva trascurato le istruzioni di tiro e le manovre di squadra. Il primo a peccare di inesperienza era proprio lui. Mai aveva affrontato una flotta nemica. Gli austriaci sembrano in svantaggio. L'inferiorità dei navigli è di circa 1 a 2 per tonnellaggio, mentre nell'armamento l'inferiorità si aggrava, perché la Prussia ha bloccato la fornitura dei nuovi cannoni a canna rigata della Krupp alla marina asburgica. Dovendo superare l'inferiorità di tiro, l'originale tattica di Tegethoff si basa sullo sperone. Bisognava lanciarsi in formazione contro lo schieramento avversario, circondare e isolare alcune navi nemiche e poi sfondare la loro chiglia. Tuttavia, qui entra in gioco un fattore umano fondamentale in guerra, l'esperienza, che va ben oltre i mezzi a disposizione. Gli equipaggi asburgici riflettevano la composizione della gloriosa flotta veneta. In gran parte era gente di mare proveniente dalla Dalmazia, dall'Istria, dal Veneto e dal Triestino. Tegethoff ha un forte legame con i suoi uomini e può dirsi veneziano d'adozione. A bordo i marinai parlano il veneziano. Le navi, per quanto non di ultima generazione, sono però ben costruite e maneggevoli.
Le navi dell'Aquila bicipite sono quasi prive di corazza, così Tegethoff dispone che i cantieri montino rotaie e catene sulle fiancate delle navi più grosse. In una lettera ad una baronessa triestina, l'ammiraglio alluse ai propri equipaggi scrivendo che anche dietro la fiancata di legno battono cuori di ferro. Gli italiani vogliono prendere Lissa, ma non avendo mappe ignorano le sue postazioni difensive. Nessuno dei comandi si decide a consultare i subalterni che conoscono l'isola. La ricerca di carte topografiche presso i rigattieri di Ancona va a vuoto, così il capitano di vascello D'Amico è mandato in ricognizione a fare dei rilievi e circumnaviga la costa battendo falsa bandiera britannica. D'Amico può comporre così tutti gli schizzi dei forti e batterie, ma il suo lavoro risulterà impreciso. Poiché i cavi telegrafici sottomarini sono stati spostati, le cannoniere mandate nell'isola di Lesina a tagliarli vi riescono solo in tarda mattinata del 18 luglio. Perciò l'attacco manca dell'effetto sorpresa. Tegethoff è avvisato dei fatti dai bollettini ricevuti. Pensa dapprima ad una mossa diversiva di Persano, ma l'indomani capisce che Lissa era l'obiettivo del nemico, quindi è autorizzato ad uscire con la flotta, avendo carta bianca sul da farsi. Persano mira a neutralizzare i forti di Lissa. L'armata si articola su 3 squadre. La prima, condotta da lui stesso, è la squadra da battaglia che attacca Porto San Giorgio. Poi c'è la squadra d'assedio sotto il vice ammiraglio Giovan Battista Albini, che deve sbarcare a Porto Manego. Infine, una squadra sussidiaria sotto il contrammiraglio Vacca. È composta da fregate e corvette ad elica e deve bombardare Porto Comisa, lanciando un secondo sbarco. Il 18 luglio le unità di Persano tempestano di ferro e fuoco le fortificazioni di Porto San Giorgio, ma le altre 2 squadre abbandonano il posto senza eseguire lo sbarco. Alla riunione serale, Persano rimprovera Albini e Vacca, che replicano tirando in ballo l'eccessiva altezza delle difese da colpire con le artiglierie. La vanagloria di Persano lo induce a cantar vittoria. Comunica ad Ancona che la Gibilterra dell'Adriatico è stata presa. Neppure il 19 fu lanciato lo sbarco, nonostante i rinforzi provenienti da Ancona. Arrivano l'agognato Ariete corazzato affondatore e nuovi reparti da sbarco che innalzano a 2200 le unità di fanteria italiana ormai superiori alla guarnigione isolana. Persano riprende a bombardare e ordina ad Albini di prendere Porto Carobert, ma l'azione è intrapresa solo alle prime ombre del tramonto, poi si arresta davanti alle fucilate delle truppe asburgiche. Persano si dice soddisfatto, quasi avesse tutto il tempo davanti a sé per coronare i suoi obiettivi.
benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia, per introdurci all'argomento di questa puntata. Parleremo di un personaggio, architetto Scalet, un personaggio molto particolare legato naturalmente alla Prima Guerra Mondiale e a Vittorio Veneto. Certamente. Stiamo parlando di un personaggio che è stato una medaglia d'oro al valor militare, si chiama Giacomo Camillo De Carlo, e nel corso della sua vita, proprio partendo dalle vicende della Grande Guerra, ha intrapreso una carriera di agente segreto. Quindi parleremo dell'aspetto dello spionaggio durante la Grande Guerra e di questo particolare uomo, veramente un po' uomo da romanzo. E ce ne parlerà la volontaria del servizio civile, la dottoressa Francesca D'Aros. Andiamo a conoscere allora uno dei protagonisti della Grande Guerra sul fronte vittoriese, ma non solo naturalmente, e non solo della Grande Guerra, perché la sua storia poi si evolve anche negli anni successivi. L'abbiamo definito uno 007 ante litteram, Camillo De Carlo. Allora, Francesca D'Aros, insomma, chi era questo personaggio molto particolare? Sì, questo è un personaggio particolare e molto importante per questa tematica della Grande Guerra. Giacomo Camillo De Carlo nasce a Venezia nel 1892 e entrò molto presto in ambito militare. Infatti nel 1915 ottenne il brevetto come pilota ufficiale alla Scuola di Aviatori di Roma e l'anno successivo ottenne invece il brevetto come ufficiale aviatore del cielo. Questo brevetto gli permise di portare il suo contributo nella Grande Guerra come appunto fotografo ufficiale, e il suo compito era quello di scattare fotografie dai velivoli sul territorio nemico, in territorio friulano, quindi sul Carso. Proprio questa missione sul Carso portò a Camillo 2 medaglie d'argento al valor militare e una di bronzo. E poi c'è anche un'altra missione particolare che fruttò un'altra onoreficenza di alto valore a Camillo De Carlo, missione che toccò anche il suo territorio natale, possiamo dire. Esatto, la missione che valse a Camillo De Carlo la medaglia d'oro venne svolta proprio a Vittorio Veneto e occupò un breve periodo di tempo, perché la missione iniziò nel maggio del 1918 e terminò i primi 10 giorni di agosto dello stesso anno. La missione fu da subito abbastanza movimentata, in quanto anche Camillo De Carlo, così come Tandura, doveva atterrare in territorio nemico attraverso un velivolo, ma già dai primi istanti ha riscontrato delle difficoltà, in quanto la missione prevedeva l'atterraggio presso Fontana Fredda, ma al momento dell'atterraggio il velivolo di De Carlo è stato scoperto e quindi è stato illuminato da un faro nemico, e il pilota è stato costretto a riprendere quota per scappare dai nemici. Decidono di atterrare nell'aeroporto austriaco proprio, quindi nemico, presso Aviano, perché hanno un po' di fortuna, in quanto in quel momento stavano decollando 2 velivoli e l'aereo di De Carlo ne approfitta per atterrare, proprio perché nascosti dal rumore dagli aerei nemici. Quindi riescono ad atterrare, riescono perché De Carlo in questa missione viene coadiuvato da un'altra persona, amica di De Carlo, e che conosceva molto bene il territorio, e questa persona è Bottecchia, un amico appunto stretto di Camillo.
riescono ad atterrare e il giorno dopo, dopo una lunga camminata, arrivano a Fregona, che è nelle colline vittoriesi, e qui iniziano a tessere i primi rapporti di fiducia che dovevano permettere una buona riuscita della missione. Una missione che appunto è quindi soprattutto di spionaggio per passare informazioni, come si dice, da oltre le linee nemiche all'esercito, ai comandi italiani, e quindi De Carlo utilizza anche delle tecniche particolari. Sì, certamente, diciamo che l'obiettivo di De Carlo era quello di ricavare più informazioni possibili sia sulla disposizione delle truppe nemiche, ma anche sulla quantità, perché è da sottolineare che non basta sfondare le linee nemiche, ma bisogna anche capire chi c'è nelle retrovie, perché se io sfondo una linea nemica ma dietro trovo un'altra muraglia, l'operazione non può definirsi vittoriosa. Quindi l'operazione di De Carlo era proprio capire come erano gestite le forze nemiche sul territorio, e questo riesce a farlo veramente bene anche grazie ad altre persone che hanno collaborato insieme a De Carlo per questa missione di spionaggio. Tra tutti vorrei sottolineare Brunoro, che è stato un segretario comunale che ha passato a De Carlo l'intero piano di battaglia nemico, e questo ha permesso la buona uscita della battaglia del solstizio dell'esercito italiano. Appunto si dovevano trasmettere questi messaggi in totale segretezza, e le modalità andavano dai piccioni viaggiatori, che era il metodo più segreto e anche più sicuro, o in alternativa si potevano utilizzare anche delle lenzuola stese, sapendo che c'erano degli aerei italiani che avrebbero fatto delle ricognizioni in quei giorni precisi, quindi erano dei messaggi proprio precisi. C'era un particolare codice, no? Appunto a seconda di come venivano esposte questi teli, questi lenzuoli, il ricognitore capiva le informazioni. Queste informazioni, questo codice criptato veniva stabilito prima della missione, proprio per permettere di capirsi con poche informazioni e con pochi accorgimenti, ecco. Riguardo a queste tecniche di spionaggio, o meglio di comunicazione poi delle informazioni alle truppe italiane, all'esercito italiano, che era naturalmente oltre il Piave, lo ricordiamo come diceva anche Francesca D'Aros, è il periodo dopo la disfatta di Caporetto, quindi De Carlo e i suoi collaboratori operavano in un territorio occupato dalle truppe austro-ungariche. Dicevo, proprio come esempio di queste tecniche di spionaggio davvero innovative per l'epoca, il museo conserva anche uno strumento molto particolare, molto curioso. Esattamente, il Museo della Battaglia ha un pezzo del tutto originale che è un galleggiante in sughero. Questo strumento serviva per trasmettere i messaggi tramite il fiume Piave, in quanto i messaggi venivano inseriti all'interno di questo galleggiante che aveva una forma tonda, e erano più di uno ovviamente. Questi galleggianti venivano buttati sul fiume Piave e la corrente li avrebbe semplicemente portati al di là delle linee nemiche, quindi non serviva il trasporto della persona, ma seguivano la corrente, quindi buttando più galleggianti si aveva una speranza maggiore che alcune informazioni arrivassero presso l'esercito italiano. Quindi questa è una chicca del nostro museo veramente, veramente nobile. E poi naturalmente c'era chi li attendeva dall'altra parte, li raccoglieva, insomma, sperando che qualche nemico non li intercettasse, e non li ha intercettati, perché poi effettivamente la missione di De Carlo è andata a buon fine, le informazioni sono state molto utili.
Grazie allora a Francesca Darós per averci presentato, raccontato un po' la storia di questo eroe vittoriese, medaglia d'oro al valor militare, davvero, come abbiamo detto, un James Bond che ha precorso i tempi, un pioniere dello spionaggio, dalla vita davvero avventurosa. Grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi troviamo il cantautore Alberto Cantone. Buongiorno e ben trovato Alberto. Ben trovata Alessandra, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Veneto 1. Alberto Cantone ci ha portato il nuovo album Breve danzò il Novecento, una raccolta di 13 brani che diremmo affondano, hanno le... Beh, non li fare affondare appena usciti. No, infatti, hanno le sue radici, guarda, mi sono corretta subito perché non sia mai che hanno le sue radici nelle radici storia. affondano mi piace molto, che affondano le radici è proprio accademico, una cosa seria, che affondano le loro radici nella storia recente del Novecento, il secolo breve, bellissimo Alessandra. Raccontaci l'origine di questo progetto, 13 brani, dicevamo, oltre al secolo breve appunto c'è un filo conduttore che li unisce. Sì, c'è un filo conduttore di tipo storico ma anche un po' di tipo poetico. E il filo conduttore storico, come hai detto giustamente tu, è quello di essere una narrazione del Novecento, del secolo in cui, ahimè, io sono nato e sono cresciuto, e anzi mi sono fatto crescere di più la barba per dimostrare che sono proprio un uomo del Novecento, con la barba ormai imbiancata, e una narrazione del secolo, grosso modo secondo quell'indicazione storica della identificazione del Novecento come un secolo breve di Eric Hobsbawm, che parte grosso modo con la Prima Guerra Mondiale e finisce con la caduta del muro di Berlino e del mondo che abbiamo conosciuto diviso nei due blocchi. Il disco si articola tra queste due date, grosso modo, con alcuni diversivi, con alcune scorciatoie e alcune prospettive sul futuro. E dall'altra parte il Novecento è raccontato attraverso, com'è un po' nella tradizione anche degli album precedenti, attraverso l'ottica di racconti, personaggi e storie un tantino a margine rispetto al centro, al fuoco della narrazione storica principale. E qui riprende forse anche il filone del viandante, o forse anche proprio il filone della tua poetica, diciamo, appunto le figure al margine. Sì. Ci vuoi presentare qualcuno dei protagonisti di cui racconti nelle tue canzoni? Sì, riprende un po' la mia poetica da angeli ribelli. Gli angeli erano uomini non del tutto realizzati o che a un certo punto, per non precipitare contro vento, diventavano anche dei guerrieri. C'era un sogno per cappello, era un disco dedicato al sogno e alla follia, e il viandante è un disco dedicato alla marginalità, soprattutto accomunata dal senso di nomadismo dell'anima. Allo stesso modo questo è un disco appunto sulla marginalità della storia, sui racconti marginali. Ne prendo uno. Peter Norman, sappiamo chi è Peter Norman. Ma l'ascolteremo dopo però questa canzone, dopo. Quindi la introdurrei successivamente. E adesso cosa ascolteremo? Così adesso ti parlo di lui o di lei. Dal vivo, così ti preparo già. Adesso ascoltiamo il regista, il mediano. Creiamo un po' di suspense per la storia di Peter Norman e
E vuoi sapere un po' chi sono il regista e il mediano? Esatto. Anche questo è un punto di vista un tantino marginale della storia, anche se si parla di un intellettuale e di un uomo che ha segnato il Novecento e la mia formazione culturale e civile in particolar modo, che è Pierpaolo Pasolini. Siamo in un punto del disco che coincide con la fine degli anni 70, dal momento che c'è una scaletta anche leggermente cronologica dall'inizio alla fine del secolo. E il regista di Il Mediano parla di Pierpaolo Pasolini e in particolar modo dell'ultimo giorno di Pierpaolo Pasolini, 2 novembre 1975, il giorno che prelude alla sua morte, alla sua uccisione, che rappresenta ancora oggi uno dei grandi misteri politici, civili e anche giudiziari del nostro paese. Pochi però ricordano, in quanto tutto sommato non così essenziale alla sua poetica e alla sua figura di intellettuale, il racconto marginale di un Pierpaolo Pasolini calciatore. Pasolini amava tantissimo il calcio, amava mettere delle scarpe, delle volte perfino dei mocassini, solo una maglietta da calcio, o nemmeno quella, con la giacca, la cravatta e i suoi occhiali, andare in un campo di periferia e giocare a pallone con i ragazzi di borgata, con i ragazzi del quartiere, delle sue amate periferie. Pierpaolo Pasolini, tra le sue provocazioni intellettuali, spesso si ricorda quella sul 68 su Valle Giulia, ma raramente si ricorda tra le sue provocazioni intellettuali di aver detto un giorno: il calcio è l'ultima sacra rappresentazione del nostro tempo. Non ce l'aspettiamo da un intellettuale civile e socialmente, politicamente così impegnato e così profetico. Ma Pasolini amava il calcio, lo amava tantissimo, lo amava come gioco, lo amava come rito. Il regista di Il Mediano però sono due figure. Il regista è Pierpaolo Pasolini, ruolo nella vita, nel cinema, ma anche un ruolo nel calcio. Il numero 8, il numero 10 del calcio di un tempo, insomma, chi dirige la squadra. Ma il mediano chi è? E qui entriamo in una storia ancora più marginale. 18 gennaio 1977, circa 1 anno e 3 mesi dopo la morte di Pasolini, muore sempre a Roma un calciatore molto noto in quel tempo, un calciatore della Lazio, si chiamava Luciano Rececconi, giocatore della Lazio dello scudetto del 1974, la famosa Lazio di Chinaglia e Tommaso Maestrelli in panchina, e anche con qualche partita, qualche convocazione nella nazionale. Destinato a giocare i successivi mondiali, molto probabilmente. Muore per un colpo di pistola sparato da un gioielliere, di una gioielleria che si chiama Gioielleria da Cecco, di un certo Bruno Tabocchini, il quale gli spara pensandolo un rapinatore. Io ero un ragazzino, un bambino di 10 anni, poco più, e ricordo di essere tornato a casa e, come si usava al tempo, si mangiava con il telegiornale acceso e c'era la voce di qualche cronista del TG del tempo che, con voce seria e impostata, deve avere detto una cosa di questo tipo. Questa mattina a Roma, nell'ambito di uno scherzo finito male, è stato ucciso il noto calciatore Luciano Rececconi della Lazio, il quale sarebbe entrato in una gioielleria al grido di "fermi tutti, questa è una rapina". Il gioielliere, impaurito, ha estratto una pistola e ha freddato il noto calciatore, che è giunto cadavere all'ospedale Gemelli. No? Okay. Cosa succede? Che 40 anni dopo quell'episodio, che è un episodio di per sé tragico, emerge anche un'altra verità giudiziaria, un po' come Pasolini, in cui la verità giudiziaria è ancora magmatica e oscura. Fu ucciso semplicemente dal Pelosi, quel ragazzo che lui invitò a cena, che poi lo uccise per rubargli la macchina e l'orologio, o ci fu uno dei tanti misteri inquietanti dell'Italia di quel tempo, con coinvolgimento di servizi segreti, di forze oscure? Cioè, anche su Luciano Rececconi, sebbene in misura minore e meno importante nel complesso della storia politica di quegli anni, emerge un'altra verità giudiziaria. Come la storia ufficiale è questa, faccio in tempo a raccontarla brevemente, Alessandra. La storia ufficiale è questa: Luciano Rececconi e un altro calciatore della Lazio sono a Roma in una giornata di riposo, incontrano un amico rappresentante di gioielli che dice loro: devo andare da un gioielliere a consegnare questa valigetta, poi andiamo a berci un Frascati. I 3 arrivano e qui il gioielliere suona alla porta cioè il rappresentante suona alla porta del gioielliere, il gioielliere apre il tirantino, come c'era al tempo, il bottoncino zac zac, no?
Il rappresentante entra e questi due buontemponi di giocatori avrebbero detto: fermi tutti, questa è una rapina, e si beccano un colpo di pistola. Secondo invece quello che emerge dalle indagini successive, il compagno di Re Cecconi ha sempre detto: ma noi non abbiamo detto niente, questo ha sparato e basta. Allora la verità a questo punto quasi assodata è questa, che le cose andarono grosso modo come nel racconto ufficiale, semplicemente però questi due ragazzi che facevano parte di una squadra di teste calde, la Lazio del tempo erano delle belle teste calde, festeggiarono lo scudetto sparando in giro per Trastevere in aria, e Luciano Re Cecconi era l'unico che non avesse una pistola con sé, gli altri giravano con la pistola. Sono entrati effettivamente dietro l'amico rappresentante approfittando dell'apertura della porta. Prima è entrato uno, il gioielliere, spaventato dal fatto che potessero essere dei rapinatori, cioè solo sul sospetto, immaginando, supponendo che potessero essere dei rapinatori, dal momento che aveva già subito delle rapine, estrasse la pistola e la puntò sul primo. Il primo alzò le mani. Che succede, no? Alzò le mani. Un secondo dopo entrò Re Cecconi con le mani in tasca. Il gioielliere spostò semplicemente la pistola verso di lui e dal momento che era una pistola sensibilissima, il solo movimento laterale dell'arma fece partire un colpo che uccise Re Cecconi. Perché Cantone nel 2018 va a raccontare una storia del 75, una storia del 77, in particolare questa di Luciano Re Cecconi? Mi sembra evidente l'attualità di questa storia. L'attualità anche politica, di cronaca, sociale di questa storia. In un tempo, in un'epoca, in un periodo storico in cui tutti noi, insomma, esclusi noi due, ma molti altri, vanno dicendo al bar: io mi tengo una pistola carica, se uno si affaccia a casa mia gli tiro, se uno si affaccia al mio giardino gli sparo, voglio il perto d'armi, voglio l'arma, tutti Trump, no? Tutti Trump anche qui nei bar del Veneto. Noi le armi non le sappiamo usare, lo dicono anche i poliziotti di mestiere. Ho degli amici poliziotti, ho degli amici in tutti e due gli schieramenti, ho degli amici poliziotti che dicono: noi siamo dei fenomeni al poligono di tiro, ma quando dobbiamo mettere sotto mira, prendere di mira una persona che magari fugge, ci trema la mano. Un'arma non è un giocattolo, figuriamoci un cittadino qualunque con una pistola carica nel cassetto. Questa è la fine di Luciano Re Cecconi, della fine invece di Pierpaolo Pasolini ancora sappiamo poco. La canzone parla di loro due come fosse la vita una partita di calcio. Il regista e il mediano Alberto Cantone. La mattina pioveva un poco a Roma, fin da mattina presto. Faceva un freddo strano come non fa a Roma, però l'inverno è questo. Pioveva sulla sedia del regista, sulla panca dell'allenatore. Nessuno dei due sapeva di essere davanti al suo calcio di rigore. Come non sa del resto, o non lo può capire. Ciascuno quando viene il terzo fischio, che è l'ora di finire. Poi arriveranno gli anni e la moviola a dirci cosa è stato. Se uno stupido autogol o un assassino a togliervi dal campionato. Uccisi entrambi da quegli anni, bugiardi e un po' assassini, di ragazzi di vita e di bordello, degni di Pasolini. Eccoci all'ultimo passaggio, l'ultima inquadratura, sorpresi in mezzo al campo da un'azione, sbagliando marcatura. E il calcio non è vita, il calcio è una passione. Potremmo dire al nostro tempo, la nostra religione. A calcio non si vince, non si perde, né bomber né terzini. Si scende in campo che palle, lo sai, per rimanere bambini. La vita è un'altra cosa quella, la vita porta via. C'è un viale, un centro e dopo un nulla.
che la periferia è il nulla e andarsene da soli fuori dalla memoria, senza un regista un po' mediano che narri un'altra storia. Però la prossima partita saranno entrambi assenti, la rosa titolare mancherà di ben 2 elementi e non c'è da prenderli al mercato di gennaio di riparazione. Giocherà senza il regista ed il mediano la tua generazione. Il regista e il mediano, dal vivo Alberto Cantone. Questo è uno dei brani contenuti nell'ultimo album fresco, diciamo, di stampa breve, Danzò il Novecento. Ma ti chiederei quasi il rapporto che hai con lo sport, perché questa non è la prima canzone che dedichi, certo, in particolare al calcio. Ricordo una puntata di Garage Music, anche se questa marginalmente, chiaramente dedicata al calcio, abbiamo detto. E poi Peter Norman avremo dopo, ma questa è una domanda, diciamo, un po'... Guarda, io penso che il calcio per riprendere sia... la percezione di Pasolini, secondo te è ancora lo sport, la religione, insomma, come dice? Sì, questa è una citazione della religione del mio tempo di Pasolini, trasformata del nostro tempo, la nostra religione, riprendendo quella sua frase. No. Penso che oggi il calcio sia la religione dell'industria e del mercato e del denaro. Certamente il calcio è ancora uno sport molto divertente nei campetti di periferia, quando si gioca per il vero spirito e il vero motivo per cui si deve giocare, quello di divertirsi, imparare a giocare in squadra, ad essere il giusto individualisti e il giusto altruisti. Poi è vero, hai ragione che io ho scritto molte canzoni sul calcio, soprattutto perché è una fonte di storie. Quindi la canzone su George Best, di cui parlavamo nella puntata di qualche anno fa, visto naturalmente come personaggio, al di là della sua essenza calcistica, di cui so poco, so che ha vinto una Coppa dei Campioni, che era un calciatore irlandese, che è stato Pallone d'Oro, ma quello che mi affascinava era quel momento in cui lui non riesce a realizzare quel piccolo sogno fugace e folle di fare un gol con il naso durante una partita importante, e da quel momento comincia a pensare di non essere più the best, di non essere più quello che può giocare a calcio con le stelle e irriderle. Il calcio e lo sport in generale sono una fonte di storie conosciute dalle persone, e attraverso queste storie conosciute dalle persone, magari di più di quanto non possa essere la vicenda di un sociologo, di un antropologo o di una astrofisica, purtroppo, queste storie molto conosciute dalle persone possono essere una chiave di narrazione, di racconto di alcuni significati, di alcuni valori che mi viene più facile raccontare attraverso la cultura popolare, cioè di chi, e siamo tanti, la mattina si alza e legge la Gazzetta piuttosto che il Sole 24 Ore. Cultura popolare, non di massa. Certamente. E Alberto Cantone, quindi, che rapporto ha invece con il tempo? Io ho avuto un bellissimo rapporto con il tempo, ci siamo amati molto. E poi da un po' di tempo lui mi ha lasciato e si è messo a correre più veloce di me. Il tempo per me è soprattutto, al di là della battuta, il tempo... No, ma penso che... No, è la verità. Infatti in questo disco io guardo indietro un po' sorridendo, cioè guardo avanti un po' preoccupato e guardo indietro sorridendo. Questo è lo spirito della copertina. Il tempo, quando si ha 51 anni, è soprattutto qualcosa che comincia a essere dietro di noi. E per me il tempo è soprattutto la storia. Io amo molto la storia e amo molto la memoria. Secondo me la storia e la memoria sono l'anima, ciò che tiene vivo rispettivamente una società e una persona. E da questo punto di vista, che è poi quello che scrivevo nella canzone su Hemingway, La notte di Hemingway, questo scrittore che vive intensamente la vita per avere memoria, per farne narrazione, che a un certo punto muore proprio del terrore di perdere la memoria. Noi quando perdiamo la memoria siamo morti come individui e come società.
Io ho una vera fissazione per la storia. Alberto, il brano successivo, Capitano, anche questo ce lo suonerai dal vivo nei nostri studi, è dedicato a una persona in particolare? Sì, certamente. È dedicato a una persona in particolare, ma può essere dedicato anche a una persona della vita di un altro, non so, faccio per dire tua, della vita di... Tutti noi abbiamo avuto nella vita un capitano ancestrale che guidava la nostra vita, guidava i nostri passi da prima che noi nascessimo. Non ce lo siamo scelti, il destino l'ha tirato a sorte per noi, ce lo siamo trovati. A volte con questo capitano abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, ci ha tenuto per mano, ci ha accompagnato nei primi passi, ci ha sempre guidato, detto le cose giuste. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare tutta la vita per fargli capire che non eravamo più bambini e che la nostra strada la decidevamo noi. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare per un braccio di ferro lungo tutta la vita per affermare le nostre identità diverse, per affermare che io sono io, tu sei tu e non siamo lui. E qualche volta abbiamo dovuto anche disertare apertamente per costruirci come persona, disertare dagli ordini di quel capitano, e uscire dal suo esercito per creare la nostra individualità. Il mio capitano in particolare è un capitano con cui ho lottato tutta la vita, ancora fino a un paio di anni fa. Io avevo 50 anni, lui più di 80, e mi presentava con orgoglio ai suoi amici quando lo andavo a trovare in Sicilia dicendo: Alberto è un ragazzino bravissimo, è bravo in matematica, la sua maestra lo ama tantissimo, no? Io avevo 50 anni, oppure mi diceva: ma Alberto, ma perché perché fai le canzoni invece non vai in banca, fai un concorso in banca, oppure se proprio devi fare le canzoni fai il liscio che così prendi tanti soldi alle sagre, no? Ecco, questo era il rapporto con il mio capitano. Poi in particolare questa parola, capitano, attribuita a lui, nasce non da me, nasce casualmente da un episodio. Purtroppo mio padre, perché di questo si tratta, è mancato proprio mentre registravo questo disco, ed è mancato a 1600 km di distanza. Sono stato svegliato una mattina, sabato mattina, da un amico che andava a trovarlo ogni tanto dicendo, siccome era in Sicilia: Alberto, viene subito, vedi che papà è morto, no? Adesso arrivo, e purtroppo mio padre è mancato proprio mentre registravo questo disco, e negli ultimi anni io avrei dovuto occuparmi di lui, ma era ancora lui che voleva occuparsi di me, ancora spiegarmi la vita. Ho dovuto rinunciare, no? A un certo punto quasi prendere atto che non potevo farci niente, perché comunque la sua testa era una testa dura, non voleva l'assistenza, poteva permettersela, andava a fare una causa, comprava un pezzo di casa da qualche parte del mondo, ma non si voleva prendere una signora che gli stirasse i pantaloni. Una notte io l'ho sentito al telefono, da come l'ho sentito, ripeto, stavamo a 1600 km di distanza, e se ne andò lui quando io avevo 11 anni. Storie di vita, separazioni dei genitori. Stavo a 1600 km di distanza, una volta lo sentì che non stava bene per niente al telefono e mi sono davvero preoccupato. Ho telefonato a un lontano parente in Sicilia che sapevo aveva una signora, una badante che si occupava di lui, e ho chiesto a questa badante se poteva fare una corsa lì e vedere cosa succedeva, perché stava vistosamente male, aveva bisogno probabilmente anche di essere pulito, aveva bisogno... E a questa badante, a questa signora che corse nel cuore della notte a Catania da vedere mio padre, lui non aprì la porta, le urlò, non la fece entrare come fosse una malvivente. Io poi mandai comunque dei soldi a questa signora per il disturbo, e mi disse mi disse in un accento straniero: non ci ho potuto fare niente perché guarda, suo padre è veramente un capitano troppo duro. Allora, ecco, quella sera ho trovato la chiave di lettura del mio rapporto con questo mio capitano ancestrale, e ho preso la chitarra, se non quella sera, il giorno dopo, ed è venuta fuori una canzone che avrei voluto scrivere da molto tempo. E ho trovato la chiave metaforica per scriverla, che è questa qui. E purtroppo oggi questa canzone parla di un uomo che non c'è più. Io l'ho scritta quando lui c'era ancora, ed è stata forse la canzone con cui ho elaborato il lutto, non della perdita fisica di lui, ma della perdita
mio ruolo di figlio, di non riuscire a poter fare nulla per lui, perché la sua vita era testardamente legata a un altro tempo, a un altro secolo, al Novecento, a quando era lui a comandare un esercito immaginario. Alberto Cantone, capitano. Capitano di lungo corso, capitano per me da sempre, da quando ancora non ero al mondo, da quando il mondo non era niente. Capitano, questa vita è già un difficile mestiere e tu mi insegni riesce meglio a chi non è bandiere. Capitano di brigata, capitano di reggimento, troppo vecchio, troppo usato anche per il Novecento. Capitano, è il nostro secolo e il tuo viaggio è quasi in porto, il mio da un po' del mare aperto e non te ne sei quasi accorto. Capitano di bastimento, capitano di fregata, la tua vita dalla mia vita si è presto separata, ma rimani il capitano e lo rimarrai per sempre. Non c'è niente più da fare, non c'è da fare niente. Capitano di lungo corso, capitano di fregata, capitano le tue medaglie di merda e cioccolata. Capitano che fai il duro e che sei duro con la gente, forse un po' ti rassomiglio e non ci posso far più niente. Capitano, capitano che hai sognato di fucile e di battaglie per meritarti i gradi, lucidarti le medaglie, che hai inventato di aver dato la mano ai generali per poter giocare a carte nel circolo ufficiali. Capitano che i tedeschi hai combattuto alla frontiera, sarà stato su in montagna o forse al mare quella sera. Capitano che i tedeschi è giù una vita a raccontare, più che altro una straniera, troppo bella, troppo bionda per ballare. Capitano con le stelle e senza stelle mai negli occhi, capitano che credi in Dio come credere ai tarocchi. Capitano che hai avuto in sorte un esercito sbandato, che non ti segue, non ti ascolta e che ha sempre disertato. Capitano, la nostra rotta, il nostro viaggio è quasi in porto, tu mi hai perso in mezzo al mare e non te ne sei accorto. Capitano, mi perdoni, magari un po' ti rassomiglio, ma se non sai essere un padre, io non ho saputo mai essere tuo figlio. Capitano di Alberto Cantone, stiamo parlando dell'album Breve danzò il Novecento. Non abbiamo detto le date, so che cosa saranno mai le date, tutti ti conoscono ormai, tutti ti seguono. No, anche soprattutto su Facebook, tutti conoscono le date, cioè conoscono le date. Oggi che giorno è? Esatto, di sempre riferimento al tempo, le al date, rapporto. Tutti conoscono le date, a parte negli anni bisestili si fa un po' di confusione, Esatto. però in genere le sappiamo tutte, 365. Vabbè, il 7 aprile, quindi siamo fra 2 giorni, no? Il 6 aprile mi pare, No, venerdì, sabato. No, non mi fai confusione. Sabato 7 aprile. Ecco, allora. Già non mi ricordo io che devo fare la mattina, no? Mamma mia.
7 aprile tra l'altro è una data importante del Novecento, è la data del bombardamento di Treviso, 7 aprile 1943, e quindi una data cruciale per la nostra città nel Novecento. Il 7 aprile faremo pomposamente la presentazione del disco al Teatro del Pane, qua a 2 passi da Treviso. Io dico pomposamente in modo ironico, nel senso che è semplicemente la prima data, la prima occasione di incontrare le persone dopo l'uscita del disco. Non è il tour di presentazione del disco, è una cosa a cui tengo molto, perché tu, Alessandra, no, possiamo dirlo, hai un bimbo, no? Hai una bimba, no? E non è che quando fai un bimbo, una bimba nuova, poi fai un anno di tour di presentazione del figlio, no? Continua la tua vita, non sto dicendo a te, dico all'immaginario delle persone, continuiamo la nostra vita, abbiamo un figlio in più, si andrà al mare, in montagna a fare una passeggiata, poi lo si porta a scuola, cioè. E invece nel mondo della musica siamo un po' abituati all'idea, uno fa il disco e poi fa un anno di tour di presentazione del disco. Guarda che succede anche nel mondo della maternità, devo sì, contraddirti. C'è il tour delle nonne, delle zie, indubbiamente, ma da questo punto di vista, no, è vero, no? Quando fai il disco vai in giro a far vedere le foto delle vacanze del disco o del primo giorno di scuola alle nonne, alle zie, agli amici, ai fratelli, ai cugini, di questo si tratta. Sì, però è vero che nel mondo della musica il prodotto deve essere, oggigiorno insomma si presenta il prodotto. Sì, ma questo vale per l'industria discografica, quindi se tu fai parte dell'industria discografica poi devi presentare un prodotto perché c'è del marketing dietro, ci stanno dei soldi, no? Ma se noi facciamo invece le cose in un altro ambito, e io ho sempre anche litigato e lottato con l'industria discografica, amo dire che il mio viaggio continua e c'ho un figlio in più, un disco in più che cammina con me, no? E camminerà il 7 aprile sabato al Teatro del Pane, poi il 25 aprile saremo con i Partigiani dell'Ampi, come sempre, come tutti gli anni, come tutti i 25 aprile, al Parco Fender di Vittorio Veneto. Poi il 26 maggio sarò con Alessio Lega, che io considero, oltre che un amico, anche il cantautore più interessante della nostra generazione, il cantautore più importante a livello italiano della nostra generazione. E poi il 24 agosto chiuderemo la parte alta dell'estate di Porto Santa Margherita, che è un paese dove io sono così quasi cresciuto e nato, e tutti gli anni c'è questa bella tradizione con degli amici che hanno piacere di avere una serata in quel bel palco che hanno costruito quasi apposta nella Darsena di Porto Santa Margherita per fare un bel concerto con anche degli ospiti, altri amici, vedremo, c'è un po' di tempo. Poi da qui al 24 agosto se ne inseriranno altri 25 di appuntamenti, ma non li so perché per fortuna non ho un tour manager che mi prende le date. Alberto, ci salutiamo con una canzone che è un inno al coraggio. L'abbiamo preannunciata proprio in apertura, si chiama Peter Norman. Chi è questo personaggio? Ma credo sia il centro narrativo di questo disco, è proprio la figura del Novecento marginale, raccontata da un marginale per definizione, proprio dal punto di vista iconografico. Peter Norman. Siamo a Città del Messico, Olimpiadi, 1968, avviene una cosa straordinaria, un'icona del Novecento, un'immagine del Novecento. Molti di noi hanno avuto quel poster in camera, il poster di 2 atleti neri sul podio della finale dei 200 metri piani, con i piedi scalzi e il pugno levato, guantato di nero, a rappresentare la rivendicazione delle lotte per i diritti civili e politici della popolazione nero afroamericana. Un'immagine straordinaria. Quei 2 ragazzi di colore, si chiamavano Tommy Smith e John Carlos, hanno fatto la gara della loro vita, sono andati lì apposta per vincere quella gara, arriveranno primo e terzo e finalmente salire su quel podio e mostrare davanti a tutto il mondo visione, un'immagine rappresentativa, simbolica, eterna di quella lotta che, ricordiamo nel 68, qual è il contesto, la lunga marcia di Martin Luther King, le Black Panthers, Malcolm X, arrivano a fare questa gara straordinaria dal punto di vista sportivo e questa dimostrazione di libertà, di affermazione, di dignità sul podio. Vedi che ho parlato già diversi minuti e non ho parlato di Peter Norman, perché Peter Norman è quell'omino che sta al margine della foto. Lui non alza il pugno, non
non guarda particolarmente in modo fiero, ma sembra quasi così un po' emozionato e forse turbato, sta lì al lato del podio, lui arriva secondo. Fa la gara davvero della vita, perché fa il record australiano di sempre, ancora imbattuto, e arriva secondo in una finale olimpica, medaglia d'argento alle Olimpiadi 1968. Dalle foto, dalla memoria, noi quasi lo escludiamo. La prima reazione, anche la mia reazione quando la guardavo da bambino, era quasi di una figura di un estraneo, qualcuno che rovinava la bellezza di quell'immagine, questo bianco con i capelli rossi e le lentiggini che guarda un po' straniato. Sembra quasi rovinare quell'impresa, quel momento. Ma Peter Norman è un ragazzo sensibile, è un ragazzo australiano. Poco prima di cominciare la cerimonia di premiazione vede i due compagni di cui ha grande stima e rispetto perché sono più forti di lui, soprattutto Tommy Smith, che è il figlio del vento, del tempo, di cui ha grande stima e grande rispetto, che stanno mettendo questi guanti, questo guanto nero, stanno mettendo questo adesivo, e li guarda e chiede che cosa succede. E loro domandano a Peter Norman: tu credi nei diritti civili? E lui dice sì. Anche nella mia Australia, anche nel mio paese ci sono delle discriminazioni verso gli aborigeni, le adozioni coatte. Date anche a me un adesivo. E si mette sul petto, come loro, un adesivo bianco degli atleti contro il razzismo. Anzi, addirittura li consiglia anche su una parte scenografica della premiazione, perché uno dei due, tra Tommy e Carlos, uno dei due si accorge di aver lasciato a casa i guanti. E allora lui dice: mettetene uno a testa. È un'idea di Peter Norman. Ecco perché nella foto uno appare con il braccio destro e l'altro con il braccio sinistro alzato, perché avevano un solo paio di guanti. Peter Norman, per questo solo momento di partecipazione indiretta a questa manifestazione di lotta e di affermazione del popolo nero, ritorna in Australia con la sua medaglia d'argento, con il suo record personale e record australiano, e viene accolto con una festa? No. Viene accolto con l'ostracismo e l'emarginazione. Non correrà mai più una gara ufficiale, farà le qualificazioni e farà un tempo ancora ottimo nel 72, ma la federazione australiana non lo manderà mai più a correre in rappresentanza della federazione. Soltanto nel 2006, il Parlamento australiano farà un atto di scusa, di riabilitazione nei confronti di Peter Norman, che vivrà tutta una vita da emarginato nel suo paese. Peter Norman muore nel 2012 e i due amici di allora portano la sua bara, cioè Tommy Smith e John Carlos. Lui compie un atto d'amore oltre che di coraggio, un atto d'amore che rappresenta per lui il momento più importante e anche più doloroso della sua vita. A chi gli chiede se quella adesione alla manifestazione dei due afroamericani avesse in qualche modo oscurato la sua prestazione agonistica, lui dice no, io ne vado fiero. Quell'immagine lì non è di un uomo che disturba la scena, un po' supponente e distante dalla affermazione di quei due ragazzi, è l'immagine di un uomo fiero, che sa che in quel momento sta facendo anche lui un pezzettino di storia dalla parte giusta. E siccome era anche un credente, un cristiano, lui aderisce per senso di umanità, di amore, quella serata nella sua memoria sarà per sempre la serata della sua medaglia e della sua croce. Questa canzone, Alberto, la ascoltiamo dal vivo o da CD? L'ascoltiamo assolutamente da CD, poi tra l'altro c'è una... Peter Norman sta correndo per una finale, sta per la finale per del premio rappresentare... Amnesty? Sì, Voci per la Libertà, per poter rappresentare una canzone per i diritti umani per Amnesty International. Io, che non amo i premi, spero che non arrivi prima, spero che arrivi seconda, come Peter Norman. Ringrazio Alberto Cantone per essere stato con noi, per averci presentato l'album Breve Danzol Novecento. Grazie Alberto. La presentazione dell'album sarà sabato 7 aprile al Teatro del Pane a Villorba e ci salutiamo con Peter Norman. Ciao Alessandra. Ciao. Io lo sapevo che non era il vento che mi sfidava quella sera, quando Tommy, che era il più forte, mi sfilò accanto come una corriera. Io lo sapevo che non era il vento.
La mattina del 20 era spazzata da vento di burrasca e Persano aveva di nuovo messo l'assedio all'isola. Di colpo è segnalata la flotta nemica. Le navi italiane da combattimento sono 28, di cui 12 corazzate. Il mare si ingrossa e Persano fatica a riunire la flotta. Nonostante gli ordini ricevuti, Albini si attarda a recuperare le lance messe a mare per lo sbarco. A bordo della Herzog Ferdinand Max, Tegethoff guida le 3 formazioni disposte in formazione a Cuneo. Aprono lo schieramento 7 unità corazzate, seguono 8 fregate guidate dal pirovascello Kaiser. Infine, altre 7 cannoniere e naviglio minore. Alle 10 Lissa è ormai in vista, così pure le unità italiane. Alle navi di Albini, Persano ordina di formare una seconda linea a distanza, ma ad un tratto fa fermare l'ammiraglia Re d'Italia, dalla quale scende per imbarcarsi sull'Affondatore, perla della cantieristica britannica. Alcuni comandanti italiani non si avviddero del trasbordo, aspettando ordini dal Re d'Italia, ma pare che Vacca e Albini finsero di non accorgersi di nulla. Persano sfilò davanti le unità austriache virando a destra, in modo da mettere in azione le batterie sulla fiancata sinistra. La manovra fu disordinata. Osservati i varchi nello schieramento sabaudo, la flotta austriaca si allineò e vi penetrò in mezzo. Si accesero scontri furiosi. La Drache, sull'estremità destra dell'ala austriaca, fu colpita 17 volte da proiettili pesanti. Perdette l'albero maestro e rimase quasi senza propulsione. Il comandante von Moll restò poi decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, Weiprecht, riportò la nave in combattimento. Sono le 11. Il contrammiraglio Vacca cerca di aggirare la squadra nemica accostando sulla sinistra per assalire le navi in legno. Così facendo, lascia le navi italiane centrali sole contro tutta la flotta austriaca. Il Re d'Italia, la Palestro e la San Martino restano circondate. Allora Persano punta con l'Affondatore contro il vascello a 2 ponti Kaiser, cercando di speronarlo, visto che era privo di corazza, ma la nave austriaca lo scansa e finisce con uno scambio ravvicinato di bordate. La Re di Portogallo imita Persano sparando sulla Kaiser. Il commodoro Anton von Petz allora vira di colpo ed esegue un controsperonamento. Non avendo lo sperone, la grossa fregata Kaiser fracassa il grosso albero di Bonpresso contro il fianco della Re di Portogallo. Subito la Maria Pia assale la Kaiser in un terzo scontro a cannonate e la priva dell'albero maestro e della ciminiera. Il fumo di spari e incendi si alza denso, i 2 avversari non si vedono più e cessano i tentativi di speronamento. La nave di von Petz, in fiamme, va a rifugiarsi a Porto San Giorgio, scortata dalla sua squadra. Persano segnala alla seconda squadra di Albini di inseguirla, ma nessuno si muove. Tegethoff cerca di speronare la Palestro sulla poppa, tanto che si schianta il suo picco posteriore da cui sventola il tricolore, che è subito predato dalla nave austriaca. La San Martino si sfila e la Re d'Italia diviene il solo bersaglio. Un colpo d'artiglieria le scardina il timone colpendola da 700 metri, sicché diviene ingovernabile. Il capitano di vascello Emilio Faa di Bruno vide l'ammiraglia Herzog Ferdinand Max che irrompe con le macchine lanciate a oltre 11 nodi. Per schivare la collisione ordina macchine indietro, ma il Re d'Italia non ha scampo. Lo sperone austriaco centra la fiancata sinistra della nave italiana, che sbanda prima a dritta per l'impatto, poi a babordo per l'arretramento della nave austriaca. L'acqua inonda l'enorme squarcio ed il Re d'Italia in breve affonda.
inabissandosi con gran parte dell'equipaggio. L'unità austriaca Kaiserin Elisabeth cerca di prestare un pietoso soccorso, ma la Palestro e la San Martino la prendono a cannonate, facendola desistere. La corazzata Ancona punta contro la Herzog Ferdinand Max, ma l'ammiraglia austriaca la schiva. Le due fiancate si sfregano in uno stridore assordante. Poi l'Ancona si scaglia contro il ricognitore Elisabeth, ma termina la sua folle corsa addosso ad un'altra unità italiana, la Varese. La cannoniera Palestro ha la peggio con le fregate austriache. La Novara la colpisce a ripetizione a poppa finché prende fuoco. I comandi di Alfredo Cappellini cercano di scongiurare l'incendio delle munizioni e del carbone raccolto a poppa e più tardi fallisce il tentativo di farsi trainare da un'altra nave. Verso mezzogiorno Persano dirige l'affondatore contro il malconcio Kaiser per darle il colpo di grazia. Il Don Juan e la Prinz Eugen aprono il fuoco di sbarramento. Infine l'affondatore sbaglia manovra e manca l'obiettivo. Dopo le 13, sano e salvo, il Kaiser entrava a Porto San Giorgio. Mentre l'ammiraglio Tegethoff riunisce la flotta per riportarla a Lissa, Persano lancia inutili ordini di inseguimento. Nel pomeriggio la flotta asburgica è ormeggiata a Lissa, manca solo la Herzog Ferdinand Max, ancora a guardia del porto. Alle 2:30 circa, l'Adriatico è sconquassato da un tremendo fragore, udito fin sulla costa dalmata. È la Palestro incendiata che esplode, uccidendo 225 naviganti. Sono passate le 18, quando von Tegethoff entra in porto. L'ammiraglia annuncia la vittoria ottenuta con le segnalazioni di bordo, terminando il messaggio con «Viva l'imperatore!». Alcune testimonianze a questo punto riportano un fatto sbalorditivo. Gli equipaggi rispondono euforici al segnale, gridando «Viva San Marco!» e facendo volare i berretti in aria. Si manifestava così il legame affettivo ed identitario con la gloriosa patria veneta e la sua tradizione marittima. Persano a Lissa dice facciamo una dimostrazione, poi ce ne rientriamo, e invece gli altri combattono, con il risultato che uomini di ferro, veneti e veneziani, su navi di legno l'hanno avuta vinta di una testa di legno, che è per l'appunto Persano, su navi di ferro. E sarà lecito ricordare che tutte le volte che sparavano una cannonata, i marinai della marina austriaca urlavano Leon o San Marco, a seconda se fossero della città di Venezia o dell'entroterra, al punto tale che qualcuno dice che questa qui è stata l'ultima battaglia civile, perché erano italiani contro italiani, ma più appropriatamente bisogna dire che questa è stata l'ultima vittoria della Serenissima. Persano torna ad Ancona, proclamando la sua vittoria e incoraggiando festeggiamenti, ma la festa si spegne quando si conoscono gli esiti della battaglia. All'indomani dello scontro sulla scorta del rapporto mendace di Persano, il Ministero all'Interno dà l'annuncio della vittoria italiana, farneticando su un'immaginaria ritirata austriaca. La flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento. Concludeva il dispaccio. A livello diplomatico si sprecano invece le battute di scherno di Napoleone III. Un'altra sconfitta e mi chiederanno Parigi. La flotta austriaca lamentava 38 morti, 138 feriti e nessuna unità persa in combattimento. La flotta italiana sopportava il peso di 643 morti, 161 feriti e la distruzione in mare di 2 unità corazzate, il Re d'Italia e la Palestro. La sconfitta di Lissa scatena l'indignazione generale. La gente inveisce contro i comandi italiani, scoppiano persino disordini sulla riva del porto anconetano. Ad ottobre il Senato del Regno sottopone Persano ad un lungo processo. Il 15 aprile 1867 è ritenuto colpevole di negligenza, imperizia e disobbedienza, ma prosciolto dalle accuse di alto tradimento e viltà di fronte al nemico. Condannato alle spese di giudizio, è deposto dal grado e perde la pensione. Alla sua vecchiaia provvede un vitalizio elargito da Vittorio Emanuele II.
Vacca e Albini, sono anch'essi rimossi dal comando. Al fatto d'arme, Trieste dedica varie celebrazioni e vi attribuisce un rilievo politico, vedendovi il rilancio del suo ruolo marittimo. Gaudio generale su tutta la costa istriana e dalmata e solidarietà generale con l'impero asburgico. Dagli elenchi dei decorati e dei feriti emerge la composizione etnica della flotta austriaca. La provenienza prevalente è dagli ex domini della Serenissima. Un articolo del 78 di Pietro Giorgio Lombardo enumera 2 medaglie d'oro e ben 47 d'argento, concesse dall'impero ai marinai delle province di Venezia, Rovigo e Padova. Oltre alla medaglia d'oro conferita al timoniere chioggiotto Thomas Penzo, va ricordato il marinaio di Pellestrina Vincenzo Vianello, detto Gratan. Il contrammiraglio von Petz lo ha decorato con medaglia d'oro per aver afferrato il timone dalle mani del timoniere Lenaz, colpito a morte, e per aver condotto con maestria la fregata Kaiser allo speronamento della Re del Portogallo. Questo alle nostre spalle è sicuramente uno dei monumenti meno conosciuti della nostra capitale. È dedicato all'arciduca Massimiliano e fu eretto in Pola all'indomani della battaglia di Lissa nel 1869. Fu poi portato qui a Venezia nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante le fortissime proteste della popolazione di Pola. Un altro monumento eretto nel cimitero di Lissa fu trasportato, anche quello dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'Accademia Militare di Livorno. Qualcuno si chiederà perché a Livorno, ma è una domanda che è destinata a restare nel vuoto. E mi è caro ricordare come un grande intellettuale veneto del secolo scorso, Guido Piovene, che citava spesso Lissa nei suoi appunti come l'ultima vittoria della Marina austro-veneta, tutte le volte che andava o per lavoro o per svago a Vienna si recava al monumento a Tegethoff e portava un mazzo di fiori proprio per omaggio a questo grandissimo ammiraglio, a questo grandissimo condottiero. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che ci introduce all'argomento di questa puntata, una delle collezioni, possiamo dire uno dei fiori all'occhiello del polo museale. Certamente. Stiamo parlando di un patrimonio che è stato donato dalla figlia Mariemma Marzocchi di immagini fotografiche e immagini stereoscopiche, lastre stereoscopiche, che Luigi Marzocchi, un fotoreporter che lavorò durante la Prima Guerra Mondiale in campo di battaglia, in seconda linea, dove c'erano gli ospedali da campo, insomma, facendo un reportage completo della vita durante la Grande Guerra. E di questo importantissimo patrimonio acquisito al Museo della Battaglia ce ne parlerà Francesca D'Aros.
Come molti altri musei, anche il Polo Museale Vittoriese si è arricchito negli anni grazie a delle donazioni di privati che hanno donato al museo le proprie raccolte. Una di queste, una delle principali, è la collezione di Luigi Marzocchi. E allora, Francesca De Rossi, iniziamo intanto a dire chi era questo Luigi Marzocchi. Allora, Luigi Marzocchi nasce il 3 agosto del 1888 a Molinella, in provincia di Bologna. Intorno al 1907 venne arruolato per svolgere il servizio militare e lo porta a termine proprio come addestramento, in quanto non c'era ancora la guerra. Venne nuovamente richiamato nel momento in cui scoppia la guerra, quindi nel 1915, proprio perché l'esercito italiano si stava organizzando, e venne richiamato con un incarico molto particolare, perché venne assegnato a Luigi Marzocchi l'incarico di organizzare il reparto fotografico ufficiale del Comando Supremo. Cos'era questo compito? Il compito consisteva nel produrre immagini fotografiche che rappresentassero il territorio sostanzialmente, ma anche aspetti di vita quotidiana e di qualsiasi cosa che potesse portare un'informazione in più ai comandi. Quindi era un ruolo innovativo perché nasce proprio in ambito militare e assolutamente interessante a livello informativo. E quindi poi di tutta questa sua attività, parte di questo materiale che Marzocchi ha raccolto l'ha donato al Museo di Vittorio Veneto? Esatto, per me è proprio un onore parlare di questa donazione, in quanto io insieme alle altre 2 ragazze del servizio civile stiamo studiando questo fondo. Questo fondo è arrivato al museo nel 1987 su donazione della figlia proprio di Marzocchi, Maria Emma, la quale ha deciso di donare l'intero lavoro che ha fatto il padre in ambito di guerra. Questo fondo raccoglie 11 album fotografici, di cui il primo contiene dei documenti che raccontano proprio il lavoro di Marzocchi. Gli altri album invece raccontano di vari luoghi e anche di varie situazioni che Marzocchi ha immortalato proprio negli anni, nell'anno di guerra dell'occupazione, quindi dall'ottobre del 1917 al novembre del 1918. Ecco, visto che lo state studiando, lei e le sue colleghe, approfonditamente, proprio per portarne a termine la catalogazione, cosa raccontano queste foto scattate durante la guerra da Luigi Marzocchi? Allora, queste foto, inizialmente c'è da dire una cosa, che oltre ad avere questa funzione a livello militare, c'è da ricordare che la fotografia nasce anche come funzione, aveva la funzione propagandistica. Dunque non si dovevano rappresentare scene troppo cruente e scene che rappresentassero il malessere dei soldati, in quanto potevano queste foto scappare alla censura e arrivare ai cittadini che, non vedendo la guerra, potevano percepire questo malessere dei soldati, che erano molto semplicemente figli, mariti e chi più ne ha più ne metta, quindi non doveva trapelare il malessere della guerra. Quindi queste foto raccontano la prima parte, le prime 400 foto circa, rappresentano la ritirata dell'esercito italiano dopo Caporetto, e quindi Marzocchi non lascia spazio alla disperazione dei soldati e neanche dei civili, ma bisogna presto riorganizzare l'esercito, e questo traspare proprio dalle foto di Marzocchi. Nella seconda parte viene raccontata sostanzialmente quella che è la battaglia d'arresto dell'esercito
austro-ungarico, e anche qui c'è una piccola parte riservata al reparto degli Arditi, per poi concludere con i festeggiamenti, la fine della guerra, arrivando proprio ai festeggiamenti e alle celebrazioni del 4 novembre, quindi si vede anche la parte più gioiosa, se così si può dire, della fine della guerra. Quindi un patrimonio davvero interessante, quello costituito dalle foto scattate da Marzocchi, dai suoi collaboratori, foto che sono visibili al museo? Sì, queste foto sono visibili all'interno del percorso di guida del museo tramite delle gigantografie. Infatti sono state selezionate alcune foto molto belle che rappresentano e valorizzano anche il lavoro di Luigi Marzocchi. Una parte invece non si vede, è quella, il museo nascosto lo chiamiamo noi, e rappresenta una serie di stereoscopie che rappresentano proprio questa tecnica utilizzata e nata in periodo di guerra, che praticamente rappresentava la visione dell'occhio umano, e tramite queste foto e un apposito apparecchio si possono vedere queste foto in versione tridimensionale, quindi anche questa è un valore aggiunto a quello che è il fondo Marzocchi e la donazione arrivata al Museo della Battaglia. Quasi un occhio in presa diretta, pur con quella visione da un angolo particolare, come ci ha spiegato Francesca Darós, sugli avvenimenti della Grande Guerra, degli ultimi anni della Grande Guerra, proprio anche nel nostro territorio. Grazie allora Francesca Darós per averci illustrato il fondo fotografico Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo la disfatta italiana di Lissa, l'armistizio di Cormons è stipulato il 12 agosto 1866 dal generale Agostino Petitti Bagliani e dal generale Carl Möning. Si intima agli italiani di sgomberare dal Trentino. L'armistizio congelava le posizioni raggiunte e disponeva lo scambio dei prigionieri. Gli austriaci si mantenevano nei settori fortificati di Venezia, Gradisca e del quadrilatero di Mantova, Verona, Legnago, Peschiera. Il destino delle Venezie era rimesso al trattato di pace definitivo. Il negoziato di Napoleone III con l'Austria imponeva condizioni umilianti per la Casa Savoia, sconfitta 2 volte sul campo. I delegati italiani a Parigi insistettero con il ministro degli esteri francese Édouard Drouin de Lhuys perché la convenzione franco-austriaca non prevedesse commissari francesi, ma Drouin fu irremovibile. Il 3 agosto 1866 Metternich, in veste di ambasciatore a Parigi, scrisse al suo ministro degli esteri Mensdorff-Pilly che si poteva arrivare all'indipendenza delle Venezie sotto un governo autonomo, com'era la vecchia Repubblica. Ci si aspettava, infatti, che i Veneti reclamassero un proprio governo,
ma su di loro pesava la funesta eredità del 1848-49, quando si batterono da leoni contro l'Austria, ma restando privi di appoggi da parte di Francia, Piemonte e Inghilterra. Il conflitto fra Austria e Prussia si chiudeva con la pace di Praga il 23 agosto 1866. Il giorno dopo si concludeva a Vienna la convenzione tra Austria e Francia. Una volta firmata la pace fra Austria e Italia ed evacuate le truppe, il regno lombardo-veneto sarebbe passato a Napoleone III tramite commissari, che assumevano il ruolo di garanti dei diritti nazionali dei veneti. A metà settembre Napoleone III inviò a Venezia il commissario Edmond Lebeuf, assegnandogli dettagliate istruzioni, tra cui: Terzo, il commissario francese riceverà dal commissario austriaco le piazze del quadrilatero ed in seguito le rimetterà alle autorità comunali. Quarto, il commissario francese si recherà poi a Venezia, dove la consegna del Veneto sarà fatta dal commissario austriaco. Egli riunirà un comitato di 3 membri, a cui farà la retrocessione del Veneto. La commissione determinerà, in accordo con le autorità comunali, modalità e tempi del plebiscito, che si terrà liberamente, a suffragio universale e nel più breve tempo possibile. Il 14 settembre 1866 il governo italiano incaricò Thaon di Revel come commissario militare per l'esecuzione degli accordi sulla consegna del Veneto. Le istruzioni del ministro degli esteri Visconti Venosta si leggono in una nota confidenziale. Il regio commissario militare dovrà concertare coi 3 commissari, ai quali Lebeuf farà la consegna del Veneto, tutte le precauzioni perché sia evitato ogni intervallo nella chiamata delle regie truppe per parte del municipio di Venezia. Insomma, Thaon di Revel doveva mettere sotto controllo le autorità venete con l'ausilio dell'esercito. La fonte che meglio documenta l'impostura del governo italiano è scritta di proprio pugno dal massimo protagonista. Si tratta della cessione del Veneto, ricordi di un commissario regio militare, monografia pubblicata nel 1890 dal conte Genova Giovanni Thaon di Revel. Il 30 settembre 1866 il primo ministro Ricasoli gli trasmette questo comunicato. Sono i municipi che devono apparecchiare ed eseguire il plebiscito e per questo fatto io sono perfettamente tranquillo per le 6 province che già sono rette da funzionari a nome del governo italiano. Vi sono 3 province ancora, Venezia, Verona e Mantova, che sono oggi in uno stato prossimo all'anarchico. Vi occorre la installazione di commissari italiani e la composizione immediata di municipi di buona fattura, cosa che può aversi solo col mezzo dei commissari. Per queste ragioni credo non si possa convocare il plebiscito se non immediatamente dopo l'ingresso delle nostre truppe nelle 3 città suddette e l'arrivo dei regi commissari. Inoltre si baderà bene che il commissario francese abbia ad usufruire largamente della sua ridicola posizione. Conviene tentare tutte le vie per annullare la presenza del Lebeuf ed io pubblicherò anche prima il plebiscito, se ciò potesse valere a questo fine. Più che l'austriaco vedrà l'impegno nostro di far partire le truppe austriache, con decoro, più annulleremo la presenza stupida ed inutile del commissario francese, vero camorrista su larga scala, che vuol profittare delle altrui fatiche senza aver fatto 1-0. Esistevano quindi istituzioni venete in grado di gestire il plebiscito. Erano i municipi. Per eludere l'imparzialità del voto, il governo italiano prende 2 provvedimenti, l'occupazione militare e la nomina di ben 9 commissari straordinari che nei fatti scavalcano le municipalità, veri e propri soggetti di autogoverno del territorio. Il 3 ottobre 1866 si firma a Vienna una convenzione tra Francia, Austria e Italia.
Quanto ai confini, l'arciduca Alberto si oppose a frontiere diverse da quelle del Regno Lombardo-Veneto, quindi niente Trento e Trieste. Tra le clausole generali si stabilisce che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi si dichiara pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo-Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Nell'occasione, l'Austria restituì al generale Menabrea la corona ferrea, risalente ai tempi di Teodorico. La corona ferrea era, per tradizione, conferita presso il Duomo di Monza a chi deteneva il titolo imperiale di Re d'Italia. Con il gesto di rimettere la corona si ribadiva un principio di sovranità, per secoli appartenuto in prevalenza alla Veneta Serenissima Repubblica. La dicitura Regno Lombardo-Veneto riconosceva ai Veneti uno status di potenziale sovranità, coerente con la dignità di nazione, che Vienna aveva sempre attribuito loro, il tutto confermato dall'obbligo di consultare dette popolazioni. Il Regio Decreto del 7 ottobre 1866 indiceva il plebiscito, indicandone una data e fornendo le istruzioni per il voto, che in gran parte differirono da quelle poi impartite ai commissari. Così Thaon di Revel riferì al ministro Visconti Venosta l'incontro a Verona del 15 ottobre con il commissario francese. Il generale Lebeuf mi parlò lungamente del decreto reale col quale si vuol fissare il plebiscito. Crede che sarà considerato a Parigi come contrario agli accordi presi. Mi rilesse per la 100ª volta le sue istruzioni, che lasciano ai notabili di determinare il plebiscito. Gli risposi che così volendo non si troverebbero i notabili, o trovandoli non vi sarebbe plebiscito. Le popolazioni vi si rifiuteranno come cosa inutile, perché già fatta nel 48. Per soddisfare la sua vanità, chieggo di essere autorizzato a far fare dai notabili una risposta insignificante al discorso che egli pronunzierà a nome dell'imperatore, il quale rimarrà ignoto perché non lo lascerò pubblicare dai giornali di Venezia. Il ministro Visconti Venosta ordinò a Thaon di Ravel di negare l'esistenza del decreto reale e di spacciarlo come semplici istruzioni ai municipi veneti, ma ben presto fu pubblicato su un manifesto, scatenando le ire di Lebeuf, che minacciava di non cedere il Veneto e di far sbarcare un reparto di marina dalla sua nave, la Provence, ormeggiata a Venezia. Altro che cessione! Il 17 ottobre, alle 8 del mattino, mi vedo arrivare Lebeuf con in mano un giornale nel quale era stampato tutto il decreto reale. Era fuori di sé. Urlava che era una violazione del trattato, un insulto alla Francia, e protestava che senza un ordine preciso del suo imperatore non cedeva il Veneto. Avevo davanti ai miei occhi il Regio Decreto, in data 7 ottobre, firmato Vittorio Emanuele, che fissava il 21 e 22 dello stesso mese per la votazione del plebiscito. E non solo lo leggevo stampato nel giornale, ma sapevo che era affisso in tutta la provincia di Treviso. Ne avevo 1300 copie per Venezia ed Estuario. Lebeuf me ne aveva portato una copia e si voleva che dicessi al commissario francese che egli si sognava un Regio Decreto che non esisteva. 6 ottobre 1866, siamo a Verona, in piazza Bra, nel centro della città. Ci sono ancora le truppe imperiali e le truppe austriache che, pur avendo sconfitto gli italiani a Custozza e a Lissa, diplomaticamente poi dovranno cedere il Veneto a seguito di un plebiscito che dovrà consultare le popolazioni. Gli italiani, ovviamente, i filosabaudi, i filorisorgimentali, i liberali, sono stizziti del fatto di queste sconfitte e quindi cercano la provocazione in tutte le maniere. Si è formata la Guardia Nazionale, un gruppo paramilitare costituito da ovviamente simpatizzanti per i Savoia, massoni, liberali, che a seguito ormai della notizia certa della cessione del Veneto all'Italia ovviamente ormai spadroneggia per la città.
anzi addirittura cercano la provocazione, vogliono la rivalsa a seguito della sconfitta, e qui avviene l'episodio che ha visto come vittima innocente Carlotta Schieri, una giovane veronese che aspettava un bambino, e il proprio marito. In buona sostanza i garibaldini, i mazziniani vanno a provocare i soldati e gli ufficiali austriaci che si trovano presso il Caffè Europa, che era proprio il caffè militare dove appunto questi ufficiali pacificamente stavano aspettando le notizie dell'eventuale ritirata verso il Tirolo, e qui avviene il parapiglia, il tumulto, le provocazioni, gli insulti che poi porteranno accidentalmente alla morte di Carlotta Schieri, che morirà appunto colpita da un calcio, non si sa se dagli austriaci piuttosto che dai garibaldini. Questo episodio è stato poi enfatizzato dalla propaganda risorgimentale, sono state poste delle lapidi, si sono scritti anche dei testi, quando invece la situazione oggettiva invece della città era di tutt'altro tenore. Vari documenti raccolti nel libro L'arciprete e il cavaliere di Federico Bozzini descrivono la condotta dei commissari distrettuali. L'11 ottobre le truppe austriache si ritirano dalla Bassa Veronese. Di conseguenza, dal 12 corrente, lo scrivente ufficio assume la rappresentanza e l'ingerenza del governo italiano. Con tal giorno tutti i pubblici documenti dei comuni, notai, ingegneri e istituti dovranno essere intestati con l'indicazione Regno d'Italia, e da tal giorno la Chiesa ha l'obbligo di non più invocare la benedizione divina sopra un governo straniero e legalmente cessato. Raccomando alle deputazioni comunali di invigilare a ciò che la consociazione di questa nostra esistenza nazionale sia festeggiata nel pubblico col dovuto onore, al grido festante di Viva l'Italia! Leboeuf era preoccupato riguardo ai notabili da scegliere come rappresentanti del Veneto, ma Taon di Revel così lo raggira. Qual è la base sulla quale poggiate il vostro criterio per scegliere i notabili? Avere delle persone notabili che rappresentano il Veneto, mi interruppe Leboeuf. Benissimo, ma come potete essere sicuro della buona scelta? Chi ve ne dà informazioni sicure, certe, coscienziose e che non si rinchiudano in città ma comprendano tutto il Veneto? Mi ammetterete che le 3 città di Venezia, Verona e Mantova costituiscono la parte più importante del Veneto. Chiamate i rappresentanti di queste 3 città. Sono naturalmente i capi dei loro municipi. A loro retrocedete il Veneto. In realtà, i 3 notabili suggeriti da Taon di Revel erano già stati istruiti dagli emissari della monarchia. Erano De Betta per Verona, Emic Elder per Mantova e Michiel per Venezia, e questi ultimi 2 non erano neppure potestà. Per far posto a Michiel, Gaspari fu fatto dimettere. Il commissario Leboeuf voleva esaltare con cerimonia il passaggio del Veneto ai notabili veneti, ma il governo italiano lo impedì. Bisognava impedire all'opinione pubblica di sapere che la sovranità del Veneto doveva passare alle municipalità. Fu impedita l'esposizione di bandiere francesi. Annota Taon. Scegliendo gli individui proposti da Parigi, si creava un'autorità speciale sul Veneto, che poteva dar luogo a qualche aspirazione autonoma od anche repubblicana per Venezia. Era una questione che poteva sorgere e recare imbarazzi. Se invece i notabili fossero rappresentati dai capi dei municipi principali, Mantova, Venezia e Verona, questi, ricevuta la consegna, ordinavano subito il plebiscito. L'azione governativa non rimaneva sospesa e gli animi naturalmente portati a votare per il Regno d'Italia non rischiavano di essere disturbati da faccendieri politici ai quali, all'uopo, l'autorità municipale, rinforzata dalla militare, avrebbe imposto il silenzio. Miniscalchi, Strozzi, Giustiniani ed altri erano degnissimi e perfettamente adatti per tale scelta, se non vi ostassero le considerazioni sovraesposte. Perciò pensai bene di esporre le mie idee ricasoli, fra le quali vi era quella di far sentire a quei signori che sarebbero richiesti da Leboeuf, direttamente o per intermediario,
che il governo desiderava che essi declinassero l'invito. Mi riservavo poi di condurre le BEF a richiedere Michiel, De Betta e De Michelder. Il commissario militare italiano avvicinò attraverso agenti segreti sabaudi i rappresentanti veneti su cui stava cadendo la scelta di Leboeuf, mandandogli a dire di farsi da parte. Valendomi del comitato segreto, feci sapere a chi era necessario essere volontà del re che non si accettasse l'invito, salvo comunicazioni speciali da me trasmesse. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, uno spazio di approfondimento dedicato alla medicina e alla nostra salute. Parliamo di un tema che tocca molti uomini, sempre più i numeri sono consistenti, ovvero parliamo del tumore alla prostata, che è la prima forma tumorale maschile, ormai diventata. Come ogni anno a Conegliano si terrà un evento a carattere scientifico internazionale dedicato a queste tematiche. L'evento di quest'anno è in programma il prossimo 21 aprile al Centro Congressi San Francesco nella città del Cima, organizzato dall'ULSS Trevigiana e in particolare dall'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Noi abbiamo qui due dei medici dell'unità operativa, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il primario, il dottor Salvatore Valerio, ben trovato, e poi un altro collega del dottor Valerio, anche lui dirigente medico dell'unità operativa, il dottor Lorenzo Angelini. Buongiorno. Allora, dottor Valerio, questo importante appuntamento che vi attende tra poco, dedicato, come dicevamo, a un tema purtroppo, dobbiamo dire, di strettissima attualità. Sì, buongiorno. Noi abbiamo avuto l'occasione, ringrazio voi tutti per l'attenzione che date a questi eventi. Abbiamo organizzato questo evento il 21 di aprile perché ormai il tumore della prostata è il primato nel sesso maschile e poi crediamo in un confronto continuo con i colleghi, i più autorevoli tra l'altro, sia nel territorio nazionale sia dall'estero. Verrà un collega dagli Stati Uniti, proprio perché l'autoreferenzialità in medicina non esiste, per cui sono confronti culturali che sono molto importanti soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per la popolazione che è ormai direttamente coinvolta in queste tristi vicende patologiche. Vi dedicherete a una tematica specifica tra le tante sfaccettature di questo campo di cui vi occupate? Sì, perché ormai la storia naturale del tumore della prostata è totalmente cambiata. Ormai non è più solo l'urologo che tratta tale patologia, sia per gli aspetti fisici, tecnici che determina, sia per gli aspetti di tipo psicologico e per le conseguenze che sono appunto conseguenti a una terapia del tumore della prostata. Per cui si sono via via aumentate i team multispecialistici, dette appunto prostate unit, proprio per affrontare la patologia del tumore della prostata in modo multidisciplinare. E una di queste prostate unit di cui accennava il dottor Valerio è attiva anche nella struttura coneglianese, ne è responsabile proprio il dottor Angelini, e allora a lui chiederei di delinearci, ovviamente nei termini più semplici possibili, in cosa consiste poi anche in concreto questa prostate unit.
La Prostate Unit è un gruppo di lavoro formato da tanti specialisti che collaborano insieme e che visitano il paziente nello stesso momento. In particolare siamo noi urologi, poi c'è il collega dell'oncologia, il radioterapista, e abbiamo anche riferimenti con i fisiatri e i medici della medicina nucleare. In questo modo possiamo partire dalla diagnosi e seguire il paziente lungo tutto il percorso, quindi il trattamento, la terapia e poi per i controlli successivi. Questo permette quindi di ridurre i tempi di attesa, avere una presa in carico del paziente che quindi non deve più rincorrere lo specialista ma ha le visite che vengono prenotate direttamente e permette di avere delle indicazioni terapeutiche più rispondenti alle linee guida internazionali. Questo modello organizzativo è attivo a Conegliano ormai da circa 3 anni, dal 2015, quindi vi consente di avere già un minimo di bilancio, insomma un'attività che si sta facendo sempre più consistente? Assolutamente, abbiamo un numero di pazienti in aumento e ci siamo l'anno scorso attestati a fronte di oltre 350 biopsie prostatiche. Abbiamo seguito circa 220 pazienti lungo il percorso e siamo arrivati a fare più di 65 prostatectomie radicali e la stragrande maggioranza in laparoscopia. Ecco, quindi dottor Valerio, un approccio multidisciplinare che è fondamentale ormai, indispensabile. È fondamentale sì, perché lei sa che un paziente affetto da tumore della prostata ha negli aspetti terapeutici prevalentemente 2 conseguenze. Primo di ordine psicologico legato alla diagnosi, perché sentirsi dire che c'è un paziente affetto da tumore non è assolutamente piacevole. Numero 2 sono gli aspetti conseguenti alla terapia, cioè la potenza sessuale e la incontinenza. Per cui le scelte terapeutiche vanno sempre più condivise, si parla di una terapia come abito su misura richiesto dal paziente, proprio perché è condivisa con lo specialista e per questo motivo il consenso a una terapia è sempre più una società, un patto che si sviluppa fra il paziente stesso e lo specialista che dovrà aiutarlo, insomma. Di fatto noi abbiamo nella Prostate Unit anche un sostegno psicologico da parte di uno specialista che aiuta i pazienti ad affrontare questa decisione. Ecco, dottor Angelini, abbiamo citato dei numeri prima, si diceva che questo nuovo tipo di modello organizzativo, di approccio appunto in team, consente anche dei vantaggi per il paziente, anche proprio dei vantaggi pratici, i risultati che si stanno raggiungendo. Forse la domanda è banale, ma è quello che poi il paziente chiede, insomma, quando deve affrontare questi problemi, insomma, i risultati di cura sono in miglioramento? I risultati di cura sono in miglioramento e il tumore alla prostata ha la caratteristica di essere tra i tumori con una percentuale di cura più alta. Parliamo di oltre il 70% di pazienti guariti a 5 anni dalla diagnosi. Quello che poi bisogna anche spiegare è che tanti pazienti arrivati a un'età avanzata, pur avendo una neoplasia alla prostata, non hanno poi nessun tipo di fastidio da questa neoplasia, quindi bisogna essere molto attenti a selezionare i pazienti giusti da trattare per non eccedere nei trattamenti. Ormai l'abbiamo capito un po' tutti, molto importante nella cura delle neoplasie, non solo, ma soprattutto per le neoplasie, dottor Valerio, è la diagnosi precoce. Da questo punto di vista ci sono anche delle novità diagnostiche che state mettendo in atto anche a Conegliano? Assolutamente sì, nel senso che la prima cosa che bisogna affermare è che il paziente al di sopra dei 50 anni bisogna che vada dall'urologo, perché la prevenzione parte da lì.
purtroppo esistono ancora dei vincoli di ordine psicologico. Sono ancora degli scrupoli che è bene abbandonare. È bene abbandonare perché è una patologia in costante aumento. Dal punto di vista tecnologico, poi noi e in particolare l'azienda ha voluto rafforzare sempre di più il percorso diagnostico terapeutico, cioè la Prostate Unit, proprio per l'attività con cui che svolgiamo, con questo numero crescente di pazienti, e alcuni di questi vanno seguiti anno per anno. Ad esempio abbiamo una risonanza magnetica che è multiparametrica, che si avvale di specialisti quale il nostro primario radiologo, il dottor Piccoli, molto ma molto bravo per questa attività, e siamo in attesa dell'ulteriore salto di qualità che si chiama una tecnica fusion, la fusion biopsy, cioè è una tecnologia che utilizza un sistema misto ecografico e risonanza magnetica, questo per poter mirare ancora di più le biopsie. E poi l'ultima tecnologia importante già acquisita, questo soprattutto per la patologia benigna della prostata, anche per interventi di chirurgia mini-invasiva, è che la nostra direzione ci ha dotato di un laser, il Thulium, che è una grandissima conquista per questo tipo di patologie, primo perché sia in termini di salute sia in termini di costi, perché riduce il disagio per i pazienti, riduce la ospedalizzazione, per cui sì, siamo dotati, siamo messi bene, diciamo che l'azienda ci ha messo in grado di correre bene, ecco. Possiamo parlare davvero di un centro di eccellenza nella eccellente sanità veneta per questa particolare patologia. Abbiamo parlato di diagnosi e poi appunto di queste nuove dotazioni tecnologiche, dottor Valerio, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico per il trattamento del tumore alla prostata? Sì, in termini terapeutici la chirurgia mini-invasiva sicuramente rimane nei pazienti ovviamente trattabili. Il gold standard, cioè la chirurgia radicale tratta in modo radicale la patologia, per cui il paziente è in grado di guarire. È ovvio che c'è la chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica, noi siamo dotati anche della cosiddetta 3D, che è una laparoscopia che utilizza la stessa visione del robot. In termini di costi noi ci avvantaggiamo perché la laparoscopia tra virgolette costa di meno, e in termini di risultati oncologici e funzionali è identica alla robotica. La robotica ha la necessità di essere sviluppata e utilizzata in modo multidisciplinare, cioè non solo dallo specialista urologo ma da vari altri tipi di specialità, proprio per ammortizzare i costi. Noi abbiamo inteso sviluppare la parte laparoscopica avanzata 3D proprio per avere più snellezza, velocità e adattabilità di costi a seconda della necessità. E di tutti questi argomenti, poi naturalmente anche di varie altre problematiche, si parlerà appunto il 21 aprile in questo convegno, in questo grande convegno di rilevanza internazionale organizzato a Conegliano, al Centro Congressi San Francesco, dall'unità operativa complessa di urologia. Un appuntamento naturalmente per specialisti, dottor Valerio, ma che si rientra anche in quell'opera di sensibilizzazione e di informazione al grande pubblico, alla popolazione, che state portate avanti da tempo. Sì, lei come sa da anni agiamo sul territorio con le varie associazioni, in particolare la Lega Tumori, la LILT, è coinvolta nelle nostre attività sia cliniche che di tipo di informazione riguardante la prevenzione. Tutte le associazioni che si interessano di malattia urologica, oncologica sono coinvolte e invitate
a questo congresso, sono associazioni con cui collaboriamo da anni. In più ci saranno oncologi, urologi, radiologi, insomma è multispecialistico come la Prostate Unit. Appunto nella linea di questo approccio oggi essenziale che coinvolge più discipline per una diagnosi e poi una cura più efficace, meno invasiva. E rinnovando allora l'appello anche a non farsi prendere da certi tabù ancora esistenti, a chi magari ci guarda, ci ascolta, una visita non fa male, anzi è assolutamente consigliata, anche per questi temi che effettivamente tutti magari abbiamo ancora qualche remora a affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor voi. Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano, e il dottor Lorenzo Angelini, anche egli dell'unità operativa di urologia, responsabile della Prostate Unit. Grazie per essere stati con noi, di averci parlato di questo tema. Un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito, e l'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui canali di Veneto 1. Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi ritroviamo ancora una volta la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet. Allora, direttrice, oggi quale argomento affrontiamo? Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare, un modo di fare la guerra non solo con le armi ma anche attraverso i mass media. In particolare ce ne parlerà la dottoressa Marta Covre, laureata in turismo e territorio presso l'Università di Milano, relativamente ai giornali di trincea. Vedremo che cosa sono. La guerra, dicevamo poco fa, non si combatte solo con i fucili, le baionette, i cannoni sul fronte, ma anche con altre più sottili, più sofisticate armi nel fronte interno o anche al di là delle linee. Marta Covre, nasce forse proprio con la prima guerra mondiale o comunque viene impiegata in grande stile la propaganda. Sì, è vero. Effettivamente con la Prima Guerra Mondiale c'è una spinta molto forte nel settore proprio della propaganda, ma non da subito. Questo avviene con la rotta di Caporetto, come molte altre innovazioni appunto apportate con la Grande Guerra. Prima, diciamo nei primi 2 anni e mezzo del conflitto, la propaganda viene sostanzialmente ignorata dal Comando Supremo, non la si ritiene uno strumento importante. Si punta più che altro a comizi tenuti magari da politici interventisti o da personalità interventiste, ovviamente civili, che quindi non sapevano concretamente nulla di ciò di cui andavano a parlare e quindi non ottenevano alcun risultato nei soldati, anzi provocavano reazioni contrarie, proprio perché i soldati si sentivano quasi presi in giro da queste persone estranee che volevano insegnare a loro cosa fosse la guerra. Dopo la rotta di Caporetto invece si capisce che bisogna intervenire concretamente sul morale dei soldati, quindi è necessario utilizzare la propaganda e utilizzarla bene. I soldati non possono più essere lasciati alla mercé dei volantini nemici, della propaganda nemica che ovviamente spinge per una resa dei soldati. Il Comando Supremo quindi capisce che deve intervenire e quindi vengono create le sezioni P,
dove P ovviamente stava per propaganda, ma senza dirlo in modo diretto, per non causare diffidenza nei soldati, diffidenza appunto come era prima. E appunto vengono scelti degli ufficiali P, che sono, li chiameremo oggi gli opinion leader, coloro che per il loro carattere, il loro carisma guidavano le opinioni dei loro commilitoni, e che vengono appunto incaricati di diffondere idee patriottiche, idee di resistenza. Ma si capisce anche che la propaganda più efficace è quella scritta, perché resta, si può rileggere, si può rivedere, si può diffondere in modo molto più ampio. E quindi nell'ultimo anno di guerra le trincee italiane sono letteralmente invase di volantini, opuscoli, cartoline e giornali di trincea. Esatto, nascono dei veri e propri giornali che vengono distribuiti ai soldati, appunto i giornali di trincea. Esatto, sì, sono giornali periodici, in genere settimanali, che vengono scritti da soldati per soldati, quindi questo in qualche modo invita anche la truppa a leggere, a fidarsi di questi giornali, perché sono scritti da persone che sapevano di cosa parlavano, che avevano esperienza diretta al fronte. E appunto nascono questi periodici, ogni armata ha il suo, ma non solo l'armata, anche il corpo d'armata, il battaglione, il reggimento, ogni piccola unità combattente ha la sua sezione P e la sua piccola redazione, chi più fai da te, chi più su scala industriale quasi, che pubblicano i giornali di trincea. Cosa c'era scritto in questi giornali? Allora, in questi giornali non c'era in realtà moltissima parte scritta. Quelli di maggior successo sono caratterizzati da grandi immagini, grandi disegni, qualche fotografia più rara, numerose strisce di vignette, ovviamente satiriche e contro il nemico. E gli articoli invece erano più rari e in ogni caso molto, molto semplici. Si incitava a resistere portando esempi di cosa stava avvenendo magari nel Belgio, nelle altre terre invase dove la Germania e l'Austria-Ungheria portavano distruzione, facevano vittime tra i civili, eccetera. Quindi si cercava proprio di stimolare una reazione istintiva, basica, molto semplice. Guarda cosa rischiano le tue famiglie, reagisci resistendo e continuando a combattere e vincendo. Perché naturalmente, dicevamo, molte immagini, poche parole scritte, anche perché la truppa in quegli anni in gran parte era ancora analfabeta, non sapeva leggere, quindi bisognava mandare un messaggio che fosse comprensibile a tutti. Esatto, le immagini ovviamente sono più efficaci, più intuitive di un testo scritto e quindi si puntava molto sulla qualità delle immagini. C'erano disegnatori arruolati appositamente anche, o che venivano scelti per le loro qualità appunto grafiche, per le loro capacità grafiche. Quindi una vera e propria struttura, un'azione strutturata con tanto di uffici propaganda, con questi giornali, ma poi hanno avuto efficacia questi giornali, hanno raggiunto l'obiettivo che si prefiggevano? La risposta è un po' difficile perché il risultato è un po' contrastante. Ci sono quei soldati che dicono no, i giornali non hanno contato nulla, come ad esempio Emilio Lussu, è un esempio di soldato arruolato che dice che i giornali appunto non hanno contato nulla. Ma si può fare una riflessione sul fatto che Emilio Lussu era un intellettuale, aveva un background culturale diciamo molto più sostanzioso, molto più forte del soldato medio italiano. Invece, appunto per i soldati medi invece probabilmente c'è stata un'efficacia effettivamente in questo senso, perché essere tempestati da immagini satiriche, ovviamente caricature eccetera, del nemico che ne mettevano in risalto i difetti sia fisici che morali, si prendeva in giro l'aspetto soprattutto degli imperatori, dei capi di stato nemici per colpire poi tutti gli altri, e queste immagini appunto costruivano un'immagine, costruivano un senso del nemico, davano proprio un'immagine mentale e finalmente i soldati avevano qualcuno contro cui combattere, non era più il nemico della patria, era quello specifico soldato, quello specifico imperatore, con quelle caratteristiche, quella faccia, quella divisa, eccetera. Quindi questo aiuta molto a crearsi un'immagine mentale, quindi un obiettivo, quindi a stimolare la reazione verso l'indirizzo specifico, verso l'obiettivo specifico.
Sicuramente importanti testimonianze che in alcuni casi sono giunte fino a noi nonostante anche la delicatezza del supporto cartaceo, e di queste testimonianze ne conserva alcune anche molto preziose anche il Museo della Battaglia. Mm-hmm. Sì, esatto, il Museo della Battaglia conserva alcune serie complete di giornali di trincea, che non è così scontato come si può pensare, perché appunto erano giornali fatti per i soldati, quindi arrivavano fino alla prima linea e molto spesso andavano distrutti, andavano persi, oppure venivano inviati a casa dai soldati che ci tenevano a far vedere alle famiglie appunto i nemici, cosa leggevano, eccetera. E il museo comunque ne ha alcune serie complete, ad esempio della Tradotta, che è il giornale della Terza Armata, ed è un po' il giornale simbolo dei giornali di trincea, perché è quello più elegante, quello più raffinato, più completo. Infatti vi lavoravano dei professionisti della stampa, ad esempio Antonio Rubino e Renato Simoni, che erano dipendenti del Corriere della Sera prima di essere arruolati, quindi conoscevano bene il loro lavoro. La Tradotta era anche molto illustrata, aveva delle grandi tavole in copertina e in controcopertina, aveva un impatto bellissimo a livello visivo e grafico. E il museo appunto ha la serie completa di 25 numeri e 3 supplementi e anche la ristampa del 1933, perché questo giornale è stato appunto ristampato da Mondadori nel 1933 e nel 1966, proprio per il grande successo che aveva avuto anche tra la popolazione civile del territorio, insomma. Poi il museo conserva anche copia dell'Astico, la serie completa dell'Astico, 39 numeri, che l'Astico era il giornale della Prima Armata sul territorio della provincia di Vicenza ed era un giornale diciamo più semplice, graficamente molto più semplice, in bianco e nero innanzitutto, e più orientato ad essere utile ai soldati, a dare informazioni, suggerimenti, più che non a mostrare immagini, caricature, eccetera. C'erano anche quelle, ma erano secondarie. Un giornalismo di servizio, si Un direbbe giornalismo oggi. di servizio, sì, esatto, che tentava di coinvolgere il maggior numero di soldati possibili, diversificando i temi trattati, lo stile e appunto i destinatari. Ad esempio l'Astico ha proposto un concorso per la cottura del riso. I cucinieri dei battaglioni erano invitati a inviare la loro ricetta, che veniva pubblicata poi settimanalmente, e alla fine del concorso veniva premiata la migliore, con premi concreti, poi effettivamente delle scorde di riso, appunto di cose per cucinare, quindi era uno stimolo maggiore per i soldati, per una nicchia almeno di soldati in questo caso, a continuare a leggere l'Astico, insomma a restare informati. Ed è davvero incredibile, insomma, che in quella situazione spesso drammatica di una vita di trincea poi ci fossero anche queste iniziative che magari servivano anche a non pensare alle drammi e alle atrocità quotidiane. Esatto, erano piccole strategie che servivano a distrarre appunto dalla pesantezza della vita in trincea, ma allo stesso tempo a fornire una qualche utilità. I cucinieri leggevano le ricette altrui, magari prendevano spunto, si miglioravano, era uno stimolo continuo a migliorare anche la propria condizione di vita, effettivamente, per quanto dura in trincea. Questi giornali oggi sono visibili al museo? Oggi la maggior parte sono conservati nei depositi, alcuni, una minima parte in realtà, sono esposti, però stiamo provvedendo a digitalizzarli in modo da renderli fruibili. Ovviamente anche adesso sono a disposizione per chi volesse farne richiesta per essere consultati. Sono veramente mantenuti bene, di ottima qualità, nonostante il tempo passato, nonostante appunto l'oggetto in sé molto fragile, molto delicato. Sicuramente un aspetto, anche questo, forse poco noto, della guerra, della vita in trincea, ma davvero interessante, come ci ha raccontato Marta Covre. I giornali di trincea, la vera arma della propaganda. Grazie. Grazie. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.
Ancora una volta ben trovati carissimi amici appassionati di musica classica con questo nostro appuntamento sulle frequenze di Radio Veneto 1, nel nostro portale e canale video www.veneto1.it, nella nostra pagina Facebook e nei canali del digitale terrestre di Caffè TV 24. Sempre degli stessi editori, la famiglia Righetto, anche Radio Caffè 24, Radio Pocket e Radio Stereo Città. Questa sera è un appuntamento fantasmagorico, un qualcosa di superlativo. Abbiamo due fratelli componenti dell'unico quintetto al mondo partecipato da 5 elementi, tutti della stessa famiglia. Sto parlando dei fratelli Barutti. Ospiti questa sera Anna Barutti, immensa pianista e quello che è considerato dai suoi colleghi forse il più grande violoncellista italiano, sicuramente tra i più grandi violoncellisti d'Italia, Giuseppe Barutti. Nel 200° anno dalla nascita di Ludwig van Beethoven ci propongono un programma beethoveniano. Anna Barutti per prima eseguirà di Ludwig appunto van Beethoven la sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, l'Appassionata, nei tempi allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. È tra le poche opere che segnano un mutamento di tendenza dettato dagli anni nell'interpretazione di Beethoven, per i più, e non solo per motivi musicali, il capolavoro più rappresentativo del suo periodo eroico. A seguire la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in sol minore, opera 5, nei tempi adagio sostenuto ed espressivo, allegro molto, piuttosto presto, rondò, allegro. La sonata in sol minore è la seconda delle 2 composte nel 1795 per il grande violoncellista Dupont. Dicono che rispetto alla sorella probabilmente più anziana, in fa maggiore, abbia caratteristiche di maggiore interesse. Il violoncello non era ancora del tutto emancipato dalla sudditanza dell'antico ruolo di basso continuo. In questo secondo confronto con il duo violoncello-pianoforte, Beethoven prova di aver compiuto più di un passo avanti sul piano dell'interpretazione più moderna, l'interpretazione cameristica. Ebbene, buon ascolto, perché davvero questo grande concerto lo merita.